Posa della Pergamena nel primo manufatto è partito oggi ufficialmente il cantiere per la nuova cittadella sanitaria del Cafoncello, un avvio atteso da anni e giunto dopo un lungo iter burocratico, uno spazio di 28 ettari in cui 15 saranno utilizzati per nuovi locali, 10 edificati totalmente e 5 riqualificati e da dove ci saranno 6 ettari adibiti a parco. Tra i fiori all'occhiello la piastra operatoria da 28 sale, 1000 i posti letto, sostanzialmente gli stessi dell'attuale ospedale trevigiano, di cui però 600 ad alta tecnologia, 250 milioni di euro l'appalto, di cui 124 messi dalla Regione e 126 dal Consorzio Ospedal Grando. E iniziamo con la nuova sede del 118 per poi donare alla città tra qualche anno tutto questo complesso nuovo ospedaliero. Cittadella che ha fatto nascere alcuni timori per la viabilità relativa, espressi in una lettera che oggi il sindaco ha consegnato al governatore. Quello che ho chiesto e ribadito, ho evidenziato una richiesta che è già da 3 anni che è sul tavolo, è quella di costituire un gruppo, Regione, ULS e anche i comuni contermini, quindi Treviso, Casier, Preganzioli, Silea, di monitoraggio della grande viabilità. Pronta la risposta di Zaia. Il tema dei tavoli, i tavoli non si negano a nessuno. Io li farei però sempre senza sedie, se no durano troppo. E dall'altro però dico un'altra cosa, non si approfitti anche di quest'ulteriore opera per mettere polemica dove non serve.